un caro saluto da parte mia. Tutti hanno fatto riferimento al proprio anno. Io faccio riferimento a 2 anni prima, governatore Salvo Ingrassia e subito dopo Franco Freni. Sono stati 2 anni bellissimi, li ho vissuti in armonia, con impegno, con entusiasmo, e ho pensato che fosse opportuno trasmettere questo entusiasmo, questa armonia e soprattutto questa partecipazione nel mio anno sociale. Quindi in quell'anno dove ancora magari c'era una certa signorilità e poco di serenità, ho cercato di farmi portavoce di questo interesse per i soci al nostro impegno verso l'associazione. Ha detto bene, caro amico Pellegrino, bisogna pensare all'amicizia, alla serenità, all'armonia, perché come diceva anche il nostro direttore internazionale, non siamo dei funzionari, noi siamo uomini che dobbiamo dedicarci a servire gli altri e lo dobbiamo fare col cuore, con l'impegno, in un ambiente che sia veramente di pace, di serenità, di entusiasmo, condividendo tutto, mettendo da parte ogni nostro interesse e soprattutto mettendo da parte ogni angustia che ci possa essere. Fatta questa bella premessa, vi devo dire che il mio intervento si basa sull'esperienza maturata in questi anni, oltre 26, come socio Lions e come officer del distretto, e sul mio costante interesse ad approfondire tutto quanto riguarda la nostra associazione internazionale e la Fondazione Internazionale. A tal proposito vorrei sottoporvi alcune riflessioni a carattere generale sull'andamento dell'attività di service, nonché sulle finalità e modalità di perseguire gli scopi prefissati con qualche proposta. Ci sono infatti evidenti criticità che ormai da tempo destano la nostra preoccupazione e sulle quali vorrei soffermarmi. Ne hanno parlato ampiamente tutti. Primo fra tutti il problema del mantenimento dei soci di qualità e della crescita associativa. Sono diversi anni che si parla di decrescita associativa, di abbandono di soci anziani e di soci appena iscritti. Emerge la difficoltà a introdurre nuovi soci che siano realmente motivati e interessati a contribuire allo scopo e alla missione dell'associazione, soci che siano disposti a partecipare attivamente alla vita associativa del club e del distretto. Per alcuni soci l'importo della quota associativa dovuta al club è ancora ritenuto eccessivo. Mancano poi i giovani, sempre meno interessati a entrare a far parte nella nostra associazione, e viene dunque meno la certezza di un ricambio generazionale. Pochi leo. L'associazione sta perdendo attrattività e visibilità, nonostante i tanti service realizzati sul territorio a favore della comunità, e a volte accade che le attività di service svolte si sovrappongono a quelle di altre associazioni di volontariato. E poi la scelta delle iniziative da svolgere, che non sempre si rivela quella giusta, in grado di rispondere in maniera adeguata ai bisogni della comunità e di chi è meno fortunato di noi o nel bisogno. Come Lions ci interessiamo quasi di tutto, ci occupiamo di service e temi di studio che spaziano dalla lettera A, ambiente, alla lettera V, vista. Tutti service e temi meritevoli di attenzione: cultura, bene ambientale, giovani, prevenzione di malattie, eccetera, ai quali ogni anno se ne aggiungono tanti altri, temi e service internazionali, multidistrettuali, distrettuali, permanenti, eccetera. Perché uno dei nostri scopi è quello di prendere parte attiva al benessere civico, culturale, sociale e morale della comunità. Adesso vi do alcuni numeri. Pensate, dal 2017, inizio campagna 100, a pochi giorni fa, sono stati rilevati 3.770.000 service nel mondo e sono state servite oltre 578 milioni di persone. Nel nostro distretto, reportistica al 71%, sono stati realizzati nello stesso periodo 17.228 service, servendo 1.263.464 persone.
Con riferimento all'ambito, nella fame abbiamo avuto il 10,69% di service, nella vista il 7,41%, nell'ambiente il 5,94%, nel cancro infantile l'1,22%, nel diabete il 2,78%. Altri, cioè diversi, a livello mondiale il 72%, service per 2.741.000 e 287 milioni di persone. Più o meno nel nostro distretto abbiamo numeri quasi uguali, anzi qualcosa in meno per la fame, per la vista, per l'ambiente, per il cancro infantile, e abbiamo l'87% di altri, quindi tanti service. In sintesi si evidenzia che nel mondo, ed ancora di più nel nostro distretto, dei service attuati, quelli appartenenti alle categorie altre, cioè non ben precisati, rappresenta una quota elevatissima. A fronte di tali dati ritengo sia da valutare un ridimensionamento, una rivisitazione dei service da realizzare per aumentare l'efficacia del risultato senza disperdere il nostro impegno, privilegiando quei service che fanno riferimento alla solidarietà, cui la nostra associazione è da sempre indirizzata. Se vogliamo realizzare quanto affermato nella nostra universale dichiarazione della mission, dare modo ai volontari di servire le loro comunità, rispondere ai bisogni umanitari, reputo sia necessario rivedere in parte il modello un modello organizzativo e operativo a sostegno di un laianismo di solidarietà verso i più deboli e di chi vive nel bisogno, con una partecipazione attiva che coinvolga la maggior parte dei soci. Sottolineo nella dichiarazione della mission la parte che attiene la possibilità data ai volontari di servire le loro comunità. Proviamo dunque a muoverci all'unisono, con scelte importanti e incisive, a lavorare insieme in maniera costruttiva e sinergica. Occorre poi pensare a una riduzione delle spese sostenute dai club, sia con riferimento alle quote dovute per ciascun socio alla sede centrale, al distretto, sia per le conviviali. Il bilancio dell'Associazione Internazionale per l'anno sociale 2018 riporta entrate complessive per circa 79 milioni di dollari, perché oltre alle quote che paghiamo per ciascun socio, pari a 43 dollari, siamo circa 1,4 milioni, quindi 60 milioni, ci sono altre entrate quali commissioni provenienti da vendite oggetti vari, quote da convention, ritorni da investimenti relativi a disponibilità. Il tutto pensate a fronte di spese per oltre 87 milioni di dollari. Di queste ultime 18 milioni sono relative al board e officer internazionali. Ne ha parlato il presidente Grimaldi, lui ha fatto riferimento a una rivisitazione di questa organizzazione, ma questi sono i numeri. Pensate, public relation per oltre 10 milioni di dollari, amministrazione distretti e club oltre 4 milioni e mezzo di dollari, membership, leadership, finanza, risk management, tutti oltre i 2-3 milioni di dollari. Lascio a voi tutti la valutazione di una spesa che ritengo personalmente eccessiva e forse direi quasi fuori controllo, perché fa riferimento anche a qualche accantonamento da fare per il fondo pensione. Ricordo a tal proposito che il board, mi pare 1 anno e mezzo fa, addirittura per sanare questo deficit pensava di aumentare la quota associativa di 3 dollari a socio. Allora, qui dico in particolare che è auspicabile una riduzione delle spese per il board. Il presidente Grimaldi ha detto che siamo azionisti, io sono un azionista, un piccolissimo azionista, e quindi devo lanciare questo messaggio. Sinceramente mi sembrano eccessive queste spese. Se non si trova modo di ridurre l'ammontare delle altre voci di spesa, a parte quella del board, e perché non pensare addirittura di trasferire alcune attività amministrative e operative in paesi dove i costi da sostenere sono di gran lunga inferiori. A volte le aziende trasferiscono determinate operatività in altri paesi, nel Medio Oriente. Il Medio Oriente
e l'Asia hanno più di 100.000 soci in questi ultimi 10 anni, una crescita associativa spaventosa. Gli Stati Uniti d'America ne hanno perduto più di 80.000. Se la quota fosse ad esempio di $30 a socio, i club risparmierebbero una cifra consistente che potrebbe essere destinata per realizzare servizi umanitari a favore delle loro comunità. Ritengo altresì auspicabile una riduzione della quota dovuta dai club per ciascun socio al distretto, ciò in considerazione che può senz'altro contrarsi il proprio budget di uscite, sia in relazione alle nuove modalità di adempimenti amministrativi, sia per un contenimento di alcune voci di spesa. E ancora un contenimento dei costi per conviviali. Se ne parla da tanti anni, viene continuamente raccomandato e ribadito, ma non trova una concreta attuazione. Proviamo, con un impegno vero ed effettivo da parte di ciascun club, nel rispetto della propria autonomia, a proporre che detto impegno si formalizzi in un documento condiviso dai club aderenti. Rimane ad ogni modo essenziale il coinvolgimento dei soci a partecipare alla vita associativa, a rendersi disponibile per le attività del club e del distretto. Era un mio desiderio nell'anno di governatorato di creare un database di tutti i soci. Conoscere bene i nostri soci consente meglio di poterci avvalere del loro contributo. Nel rispetto della privacy, invitiamo i soci a dare la loro disponibilità a servire, indicando eventuali attitudini, inclinazioni ed esperienze. Potremmo fare ciò predisponendo un modulo per la raccolta dei dati tramite i club dei nostri soci, professione, attività lavorativa, incarichi ricoperti, tempo che possono dedicare a svolgere attività di servizio per il club, distretto e per quale service. Facciamo emergere le qualità e caratteristiche specifiche di ciascun socio. Prepariamo in maniera adeguata i nuovi leader, ma iniziando da una formazione di base. Coinvolgiamo i soci nelle varie attività, come la presentazione dei progetti alla Fondazione Internazionale per la richiesta di contributi a sostegno di interventi sul territorio. Potremmo anche rendere disponibile un archivio con gli incarichi affidati ai vari soci, perché non possiamo continuare a impegnare e coinvolgere gli officer in maniera tradizionale, ricorrendo alla memoria storica di qualche socio anziano o past governatore. Stabiliamo un canale di continuo dialogo interattivo per raccogliere le istanze, idee, proposte di cambiamento dei soci e dei giovani LEA. In ultimo, gratifichiamo con riconoscimenti quegli officer e soci che si spendono per gli altri e con entusiasmo ed umiltà si rendono partecipi delle attività della nostra associazione. Grazie.